Radio 3 Scienza. Buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. E buongiorno anche da Paolo Conte. E dunque, pare che i buchi neri non siano poi così neri. C'è stato un esperimento condotto da Jeff Steinhauer dell'Istituto di Tecnologia di Haifa in Israele, che ha costruito, per così dire, un buco nero artificiale e pare proprio che evaporino questi buchi neri, proprio come aveva detto negli anni 70 Stephen Hawking, il grande cosmologo inglese che tutti conoscono, anche perché su di lui sono stati fatti una serie di film di grande successo. Ma cosa sono i buchi neri? Cosa significa che evaporano? E cosa significa questo esperimento? Ne parleremo fra poco con Andrea Ferrara, che è un cosmologo della scuola superiore, della scuola normale superiore di Pisa. Ma prima, Paolo, ci devi dire come i nostri ascoltatori possono partecipare attivamente alla nostra trasmissione. Certo Pietro, come sempre, mandando i loro sms al 335 56 34 296 oppure ponendoci domande anche attraverso Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio 3 Scienza col 3 scritto a cifra, ma ricordo anche la nostra mail radiotrescienza@rai.it. Cosmologo della Scuola Normale Superiore di Pisa, che è qui con noi per spiegarci cosa sono i buchi neri, cosa significa che evaporano, come dice Stephen Hawking, e se questo esperimento condotto in Israele è un esperimento che possiamo considerare pregnante. Buongiorno Andrea Ferrara. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora cominciamo, dalla base. Che cos'è un buco nero? Cominciamo dalla base e proprio per questo vorrei fare una piccolissima premessa. Voglio dire che quello di cui andremo a parlare è realmente un argomento estremamente tecnico e molto difficile, quindi io semplificherò molte cose, mi scuso già a priori con gli ascoltatori sapienti che so che Radio 3 Scienza ha. Quindi cercheremo di rendere il concetto chiaro e perlomeno comprensibile. Chiariamo subito un punto, che l'esperimento di Steinhauer, per quanto bellissimo e che io ho apprezzato molto, anche perché deriva da studi decennali che Steinhauer sta conducendo con grande tenacia per riuscire a mettere in piedi un esperimento come quello che sembra essere riuscito a fare. Dicevo, questo esperimento non costruisce un buco nero, chiariamo subito a scanso equivoci che non siamo riusciti ad avere un buco nero in laboratorio ancora. Quello che Steinhauer è riuscito a simulare con il suo esperimento è un buco nero artificiale. Tra poco spiegherò esattamente di cosa si tratta. Allora, qui lo spirito dell'esperimento e il suo obiettivo principale è quello di dare un supporto sperimentale a quella che è una teoria molto, molto forte, molto elegante di Stephen Hawking sul fatto che i buchi neri possono evaporare, quindi emettano una radiazione che giusto appunto è detta radiazione di Hawking. Che cos'è la radiazione di Hawking? La radiazione di Hawking è un processo che ha a che fare quindi con la meccanica quantistica e la teoria della relatività generale di Einstein. Vale a dire che dobbiamo considerare quello che noi pensiamo sia il vuoto. Il vuoto che noi abbiamo in mente comunemente è uno spazio all'interno del quale non c'è niente. Bene, ora questo in fisica il niente realmente non esiste. Il vuoto è pieno di un brulicare continuo di particelle che noi chiamiamo particelle virtuali che in qualche modo sono permesse
dal principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che quindi piccole quantità di energia possono essere generate per tempi molto piccoli. Quindi davvero la natura aborre il vuoto, diciamo. La natura aborre il vuoto, e c'è sempre qualche cosa che noi chiamiamo campi che riempie questo vuoto. Quindi pensiamo a questo vuoto come un ribollire di particelle che vivono, si generano per brevissimo tempo, per piccole frazioni infinitesime di secondi, e scompaiono immediatamente. Perché si annullano l'un l'altra, diciamo. Esattamente, sono coppie di particelle e antiparticelle che tecnicamente noi diciamo si annichilano immediatamente dopo che sono state create e tutto finisce lì. La cosa è diversa se questo avviene, se questo vuoto lo mettiamo vicino a un buco nero. Perché? Perché nelle due particelle che si creano e dovrebbero teoricamente distruggersi qualche frazione di secondo dopo, in realtà stando vicino a un buco nero una delle due particelle può essere catturata dal buco nero e quindi entrare attraverso quella superficie di non ritorno che è l'orizzonte degli eventi di un buco nero, cioè qualcosa che entra, che oltrepassa questa superficie del buco nero non può più uscirne, perché sappiamo che da un buco nero niente può uscire, soltanto le cose possono soltanto entrare. Quindi se una delle due particelle entra dentro il buco nero, l'altra quindi sfugge all'infinito, cosa succede? Che la somma dell'energia di queste due particelle è pari a zero. Quindi l'energia della particella che scappa, che diventa reale, quindi perché poi resisterà e vivrà un tempo molto più lungo di quanto era inizialmente previsto, l'altra particella che entra nel buco nero quindi deve avere un'energia negativa. Questa energia negativa viene pagata dal buco nero tramite una piccolissima quantità della sua massa che viene trasformata in energia per saldare il conto, per così dire, della particella che è sfuggita all'infinito. Ecco quindi che il risultato netto di questo effetto è che il buco nero diventa un po' più piccolo, cioè perde massa, e paga con questa massa il fatto che ha emesso una particella, ad esempio in futuro una particella di luce, che può scappare all'infinito. Questo è il processo tramite cui i buchi neri perdono massa, allo stesso tempo emettendo della radiazione potenzialmente osservabile, che è detta la radiazione di Hawking. Quindi ecco, potenzialmente osservabile, lei dice, quindi questa radiazione non è stata ancora osservata, di qui la necessità di avere un esperimento che in qualche modo simuli un buco nero. Esattamente. Noi non possiamo osservare questa radiazione perché è estremamente flebile, perché se noi pensiamo appunto che un buco nero, diciamo, una massa stellare come quella prodotta dal collasso di una stella può durare un numero incredibilmente alto di anni, parliamo di 1 seguito da circa 70 zeri, quindi insomma un tempo inimmaginabile. Quindi questa emissione viene emessa talmente a un tasso così basso che è praticamente inosservabile, anche se insomma, ci sono alcune possibilità non del tutto scartate che magari poi parleremo in seguito. Quindi vorrei venire quindi all'esperimento. Quindi questo è quello che noi vorremmo spiegare, quello che Steinhauer voleva spiegare con il suo esperimento. Purtroppo, come dicevo all'inizio, non abbiamo a disposizione un buco nero ben formato e possiamo portare nel nostro laboratorio a studiare tutto questo. Allora, qui è stato fondamentale l'anello di congiunzione tra teoria di Hawking e l'esperimento di Steinhauer. È stato un articolo degli anni 70 di uno scienziato Unruh, che è uno scienziato canadese della British Columbia, che ha detto: notate che per avere questa radiazione non è la cosa fondamentale non è tanto che ci sia un buco nero, ma che ci sia qualcosa che genera un orizzonte, cioè una superficie, ad esempio a destra della quale niente può scappare e a sinistra della quale tutto può scappare, quindi un orizzonte, una curvatura dello spazio-tempo, che è quello che poi realmente il buco nero fa. Allora, usando questa idea, cioè che non serviva un buco nero per simulare un buco nero, Steinhauer ha messo in piedi un esperimento che è un'analogia di quello che succede vicino a un buco nero. Come l'ha fatto? Allora, ha fatto delle analogie, fa tre cose. La prima
il fatto che abbiamo detto che ci vuole questo vuoto per creare queste fluttuazioni, queste particelle virtuali. Bene, il vuoto è stato sostituito da un materiale che si chiama condensato di Bose-Einstein. Che cos'è questo condensato di Bose-Einstein? È uno stato molto peculiare della materia che si ottiene quando la raffreddiamo a temperature molto prossime allo zero assoluto, che vi ricordo è meno 273 gradi Celsius. Quindi arrivando a frazioni dell'ordine di 1/1000 di grado Kelvin, la materia assume questo stato predetto da Bose e Einstein indipendentemente, uno stato in cui tutti gli atomi si portano nello stato energetico più basso possibile ammesso dalla meccanica quantistica. Quindi abbiamo un oggetto macroscopico che però di fatto ha tutte le proprietà quantiche, come se studiassimo un singolo atomo, ma è qualcosa di macroscopico. Bene, questo condensato di Bose-Einstein è per molti versi una realizzazione molto vicina a quella che è questo vuoto dei fisici, cioè questo brulicare di particelle virtuali. Ecco, la cosa più vicina che possiamo creare a questo vuoto fisico è un condensato di Bose-Einstein. Quindi il vuoto è stato sostituito con il condensato di Bose-Einstein. Il buco nero, abbiamo detto, non ci serve, ma ci serve l'orizzonte, cioè qualcosa che crei un orizzonte, una superficie attraverso cui le cose possono passare soltanto in un verso, possono entrare ma non uscire. Questo come è stato creato? È stato creato in una maniera, diciamo, idrodinamica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che all'interno di questo condensato di Bose-Einstein è stata spinta, per così dire, un'onda, veramente un'onda come quella del mare, che però si muoveva a una velocità superiore alla velocità del suono all'interno di questo condensato. Quindi questa onda faceva sì che tutto ciò che era alla sua destra, diciamo, non poteva andare a sinistra, ma quello che era a sinistra poteva andare a destra, cioè esattamente quello che succede per l'orizzonte degli eventi di un buco nero, soltanto che il buco nero è causato dalla gravità, qui è causato da un'onda proprio di moto indotta all'interno di questo materiale, di questo condensato di Bose-Einstein. Ecco, allora, avendo ricreato questa situazione che, come vedete, è molto diversa da quella di un buco nero, ma ne condensa le proprietà fisiche essenziali, allora Steinhauer ha condotto l'esperimento e ha notato che davvero le particelle, che in questo caso che cosa sono? Non sono più particelle di luce, ma sono particelle di suono, che sono quindi vibrazioni indotte sono vibrazioni sonore, quindi onde sonore, suono. Invece che fotoni sono fononi. Si chiamano fononi, non volevo usare questa parola per non spaventarci, ma i fononi, diciamo, che cosa sono, dato che lei l'ha menzionato, sono gli analoghi dei fotoni per la luce, cioè sono particelle di suono, per la verità sono quasi particelle di suono che vengono indotte dalla vibrazione del reticolo. Questo condensato di Einstein è in qualche modo come se fosse una specie di cristallo che vibra e vibrando emette questi fononi, queste particelle di suono. Alcune di queste particelle rimangono intrappolate all'interno dell'orizzonte degli eventi che è stato creato con quest'onda idrodinamica, e alcune escono e vanno all'infinito. Steinhauer ha mostrato non soltanto che quindi questo effetto è davvero accade davvero, ma è misurabile, e anche le proprietà delle particelle che escono, quindi la loro correlazione con quelle che invece stanno dentro, dimostra che sono coppie di particelle virtuali in cui una è rimasta dentro e l'altra se n'è uscita. Sono cosiddette legate. C'è Paolo che ci vuole dire qualcosa, perché i nostri ascoltatori stanno ponendo delle domande. Sì, stanno ponendo molte domande, e qualcuno è anche un po' sicuramente anche sconcertato e spiazzato proprio dalla difficoltà dell'argomento, come del resto ci anticipava il nostro ospite Andrea Ferrara, al quale però volevo girare due domande. Allora, proprio una definizione secca di buco nero ci chiedono. Il buco
buco nero è una singolarità dello spazio-tempo predetta dalle equazioni di campo della teoria generale di Einstein. Detto questo, quindi questo è quello dal punto di vista matematico, fisico-matematico, questa è la sua definizione. Il buco nero è un oggetto in cui possiamo pensare in maniera più intuitiva, in cui abbiamo compresso della materia a densità estremamente elevate, e quindi il cui campo gravitazionale, dovuto al fatto che c'è così tanta materia concentrata in così poco spazio, diventa estremamente forte da curvare lo spazio-tempo, quindi da far sì che niente possa più sfuggire da questo oggetto. E l'altra domanda è: perché l'orizzonte degli eventi si chiama così? Ce lo chiede Leo da Firenze. Beh, sostanzialmente perché qualsiasi cosa che possa succedere all'interno di questo orizzonte non è visibile da noi, quindi qualsiasi evento, quindi se uno accendesse una lampadina in maniera ovviamente concettuale all'interno di questo orizzonte degli eventi, noi non potremmo vederla, perché la luce, cioè l'evento accensione della lampadina per noi non sarebbe mai visibile. Ecco, Andrea Ferrara, un'ultima domanda. Lei considera questo esperimento molto elegante di Jeff Steinhauer un elemento che prova l'esistenza della radiazione di Hawking, o un elemento molto importante che corrobora ma non prova questa teoria? Purtroppo sono più portato a pensare che la seconda ipotesi sia quella che poi i fisici tenderanno ad accettare con più facilità, vale a dire che tutte queste analogie che ho menzionato e che Steinhauer ha messo magistralmente insieme, devo dire, perché questo è un esperimento bellissimo che prova, è molto importante per la fisica fondamentale in generale. Ad esempio ci conferma alcune proprietà del vuoto che appunto avevamo speculato, ma adesso hanno delle riprove sperimentali molto precise. Non ha ancora a che fare con i buchi neri, questo è stato messo in luce da molti colleghi che appunto hanno notato che appunto è un bellissimo esperimento, ma un buco nero potrebbe essere qualcosa di molto diverso. Ecco, sarà anche molto difficile ottenerne anche artificialmente una copia esatta, cioè un elemento esatto. Penso anch'io che sia così, penso che d'altra parte le speranze, io nutrirei più speranze nella scoperta della radiazione di Hawking dal punto di vista astrofisico, cioè veramente riuscire a osservare questo tipo di radiazione da un punto di vista astrofisico, e in effetti ci sono, qui poi concludo, aggiungo quest'ultimissima piccola informazione, che è anche possibile che il buco nero, man mano che evapora, se noi fossimo così fortunati da trovare un buco nero che si trova nell'ultimissima fase della sua evaporazione, quindi quando è quasi evaporato del tutto, la teoria ci dice che ci dovrebbe essere un ultimo flash, un ultimo lampo, e questo sarebbe molto molto potente, sarebbe un flash di raggi X, raggi gamma, e un esperimento parzialmente italiano come il satellite Fermi sta tentando di cercare, ovviamente saranno oggetti molto rari, ma sta cercando di osservare, di cercare nel cielo se un evento di questo tipo possa essere rivelato, e questo sarebbe secondo me la prova schiacciante. Bene, io ringrazio Andrea Ferrara, ricordo cosmologo della Scuola Normale Superiore di Pisa, ricordo anche il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS 335 56 34 296.
Era Arabesque, variazione numero 4 da Diversions for Piano and Orchestra, opera 21 di Benjamin Britten, eseguito dalla London Symphony Orchestra, diretto dallo stesso Benjamin Britten, con Julius Katchen al pianoforte. Arabesque è un nome che cade proprio a puntino perché è da poco uscito per l'editore Carocci un libro dedicato all'algebra. E il titolo è proprio Algebra, il sottotitolo Origini e sviluppi tra mondo arabo e mondo latino. Il libro è stato scritto a 3 mani, o meglio a 6 mani, da 3 persone, da Laura Catastini, da Franco Ghione e Rosdi Rashed. Abbiamo con noi Franco Ghione, che è docente di geometria all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno professor Ghione. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, e questo libro inizia a raccontare la storia delle origini e dello sviluppo dell'algebra proprio dal mondo arabo, in particolare da una città fondata nell'VIII secolo dagli arabi, Baghdad, la città della pace, entro cui poi nacque questa città della sapienza, dove lavoravano come veri e propri ricercatori una serie di scienziati, tra cui anche tanti matematici. Sì. Allora, Franco Ghione, perché l'algebra nasce, voi la fate nascere lì a Baghdad sostanzialmente? Non c'era prima e chi a Baghdad in particolare ne ha determinato lo sviluppo? Sì, prima c'erano molti problemi che venivano risolti con metodi che noi oggi chiamiamo algebrici, cioè cercando di scrivere una relazione e trovare la soluzione attraverso questa relazione, e questo veniva fatto dagli egiziani, anche dai babilonesi, dai greci. Però quello che succede con il libro di Al-Khwarizmi, con cui nasce la disciplina algebra, è che i problemi vengono dopo, cioè prima c'è dei concetti primitivi che permettono di definire il concetto di equazione indipendentemente da qualunque tipo di sua applicazione, come un concetto in sé. E, definita l'equazione, vengono definiti a priori dei metodi per risolvere le equazioni, nel caso di equazioni di primo e secondo grado. Quindi questa disciplina nasce fondando oggetti che prima non erano definiti e non esistevano, che è il concetto di equazione, il concetto di incognita e metodi risolutivi per trovare il valore dell'incognita a partire dall'equazione assegnata. E nasce attraverso questo libricino dove, oltre alla teoria generale, che è l'inizio del libro, ci sono una serie di applicazioni di questa nuova disciplina alla geometria, all'aritmetica, alle arti giuridiche. Ecco, possiamo dire innanzitutto cosa significa la parola algebra, perché si definisce algebra questa branca della matematica? Sì, dunque, qui il libro da cui nasce la disciplina appunto dà il nome proprio alla disciplina. Il libro in arabo si intitola Kitab al-Jabr e al-Muqabala. Al-Jabr viene tradotto poi in latino, ha un significato etimologico anche interessante, vuol dire restaurazione, viene tradotto in latino con restauratio e in tutte le poi versioni italiane in volgare resta più o meno il termine arabo, cioè diventa Geber, Arcibra, Algebra, Argebra, Arzibra, finché alla fine la parola si stabilizza in algebra. Quindi il nome algebra viene dal titolo di questo libro che, secondo gli storici, fa nascere questa branca della matematica come disciplina a sé stante. Ecco, ma gli arabi avevano, come lei ha detto, insomma, già preso qualcosa sia dai matematici ellenistici greci, sia dagli indiani relativamente all'algebra. Sì, e questo è un altro elemento per cui l'algebra nasce attraverso 2 confluenze essenziali, perché Baghdad, questa città della saggezza, questa casa della saggezza dove lavoravano questi scienziati, era a metà fra l'Occidente e l'Oriente,
e a Baghdad avvengono influenze orientali molto molto importanti, tra cui le famose 9 figure indiane, che sono le 9 cifre con cui scrivere i numeri. Al-Khwarizmi, che è il matematico che ha scritto questo libro di algebra, prima di questo libro aveva scritto altri libri sull'uso delle cifre indiane, che non sono arabe come alcuni dicono, ma vengono dall'India. E quindi questa doppia confluenza, da un lato indiana e dall'altro lato greca, la confluenza greca entra nell'algebra immediatamente attraverso la dimostrazione degli algoritmi. Cioè Al-Khwarizmi dà degli algoritmi per risolvere le equazioni a priori, però poi per dimostrare gli algoritmi usa Euclide, cioè usa i metodi solidi che erano ben fondati da un punto di vista logico, che si trovano nella matematica ellenista. Ecco, questi arabi che studiavano e che lavoravano e che producevano nuova conoscenza matematica, anche matematica, a Baghdad avevano realizzato prima, non loro direttamente, ma insomma gli arabi avevano realizzato prima un'imponente opera di traduzione sia dal greco sia da altre lingue. Sì, dal siriaco e anche da testi anche indiani. È un'opera di traduzioni straordinaria, da cui tra l'altro poi attraverso queste traduzioni arabe l'Occidente arriva, i primi contatti che l'Occidente ha con la cultura greca matematica è attraverso traduzioni dal greco in arabo e poi dall'arabo in latino, traduzioni che avvengono soprattutto in Spagna, a Toledo nel XII secolo. Quindi in un qualche modo la matematica ellenista arriva da noi attraverso le traduzioni dall'arabo e solo molto più tardi si incominciano a fare traduzioni dal greco in latino. Ecco, quindi praticamente noi europei occidentali abbiamo conosciuto Euclide 1500 anni dopo più o meno, perché abbiamo tradotto dall'arabo le opere di Euclide. Sì, non solo Euclide ma molte altre opere, di cui alcune sono solo in arabo. Purtroppo non abbiamo i testi originali, ma di moltissime opere abbiamo solo le traduzioni arabe, per cui è impossibile oggi ricostruire la scienza ellenista, la scienza antica greca senza passare dalle traduzioni arabe. Ecco, ma gli arabi cosa hanno apportato di nuovo, insomma, da un punto di vista creativo all'algebra e alla matematica in generale? Beh, l'algebra, ripeto, è una creatura loro, nel senso che prima non c'era questa disciplina e una volta nato il concetto di equazione, nasce anche il concetto di radice dell'equazione. Tra l'altro il termine arabo è molto bello perché loro chiamano la cosa al-sai, l'incognita, e al-sai, che in latino viene tradotto res, la cosa, in realtà è un'attribuzione che gli arabi danno alla divinità, come qualcosa di certo ma di ignoto in qualche modo. Ora qui, oltre a introdurre e definire, perché prima non era definito il concetto di equazione e di grado dell'equazione, nascono una serie di ricerche nuovissime quando le equazioni non sono più di grado 2 ma sono di grado 3, le cosiddette equazioni cubiche. E ci sono molti lavori, fra cui un lavoro fantastico di Al-Khayyam, in cui lui dà soluzioni di tutte le equazioni cubiche attraverso l'intersezione di due coniche, cioè attraverso un metodo geometrico. Questa è un'idea nuovissima che poi farà nascere quella che noi in Occidente abbiamo chiamato la geometria algebrica, cioè studiare l'algebra attraverso le curve, attraverso la geometria, ma studiare l'algebra vuol dire studiare le soluzioni delle equazioni, quindi un fatto veramente numerico, algoritmico, attraverso un'idea geometrica che è: vediamo la forma di certe superfici, di certe curve, e dalla forma cerchiamo di capire qualcosa sulle soluzioni delle equazioni. Bene, quindi possiamo dire che gli arabi non solo hanno avuto il grande merito di tradurre e quindi di riproporre, di continuare a riproporre l'eredità degli scienziati precedenti, sia indiani che ellenistici, ma anche hanno prodotto nuove conoscenze. E poi ricordo, come ricorda anche il libro ovviamente, che Leonardo Fibonacci
Fibonacci è stato il primo matematico dell'Europa occidentale che nel 1202 ha cominciato a portare appunto in Italia e nell'Europa occidentale queste nuove conoscenze. Bene, io ringrazio Franco Ghione, ricordo docente di geometria all'Università di Roma Tor Vergata e autore insieme a Laura Catastini e a Rashed di questo libro, Algebra, origine e sviluppo tra mondo arabo e mondo latino, che ci aiuta a capire appunto l'origine anche della nostra cultura scientifica e matematica in particolare. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta, in redazione Costanza Confessore e Paolo Conte, alla console qui a Napoli Antonio Dorta e a Roma Alessandro Cesolini. A tutti un sentito ringraziamento. Adesso la linea passa ad Arturo Stalteri per il concerto del mattino.